giorno di carnevale al Colle Verdan. Ma Colle Verdan, ma ieri è diventato una chiave di riposo. Sì. Ma non sai che capire tutto, ma comunque mi piacerebbe là, perché finalmente una volta di vita per gente, un bel mortuorio che le deve entrare. Vabbè, ma forse talenti qualcuno, e infatti mi parlano sempre solo quei cose. Venite, ragazzi. Anche guarda sul Colle Verdan. Hai tu messo il pannolino di festa o ancora quello di Tisdevone? Ecco, aspetta, Natale, c'è pannolino, sono giovani, io mica vecchio come Tolli. Oh, Lucio, anche te che tu? Certo! Ottimo, ma che dici che fiesta qui? Sono tu, la vino di là, la vino di qua. Andiamo al glorioso Colle Verdan. C'è una festa per ricordare i favolosi anni 70. Ah, che belli anni che erano! Eravamo belli, giovani e contestatori. Sì, era un piccoglione. Ma Ma Lucio, sei tu sicuro che non sei di una fiesta? Perché che hanno 70, o in 70 anni? ah no, Lori! Ho parlato con quel golfone di Nazzareno Orsini. Lui sì che si inventa di feste da ballo, vedrai? E allora se l'ha organizzato Orsini, sarò sicuro che sballarini là dal casino di Portorose che l'hanno passate fieste de birre là in place, è vero? Sicuro, mi sbagliano tutti giù di persone. Ah, Ma non solo, lui ha detto che portava tutte le amiche della scuola di ballo latinoamericano, quello che frequentava. anche quelle. Allora statemo, dico, dai, a me non mi interessa niente. Basta che sei fricis e che frega fa qua di baronate. Ecco. Ah, tu hai voglia di scherzare? Ma attento che non faccia uno scherzo a te. Lucio, tu messo su posta questa sera? Oh, lasciami in pace, Graziella! Non la prendo più! Quella di ieri sera mi è rimasta sullo stomaco! Lucio, non hai ancora imparato che le supposte non si mangiano. E dove si mettono? Nel culo? Fermo! Ma guarda tu! Allora, o approfitti che tu sei schifo, o ti domandati una roba, Dimmi! no? Facciamo organizzare una mostra lassù de Morete, sulle curvide, su una mostra di quadri lassù de Morete. Quando vuoi tu, Gabri, Bigra, Gibri, come cavolo ti chiami? Basta che non costi nulla al comune! Non ci sono besi, non ci sono i besi! Ah, boh. Allora, prima di tutto, mi chiami Bagri, Eh, o Bigri, Gabri, non mi pensi pure perché non hai pure tante memorie, no? È vero? dice. Ma che mi vuoi dire? Ma che vuoi? Che vuoi? Ma che vuoi? Che vuoi organizzare? Organizziamo qualcosa, Tu no? non sai, è la poesia che ci salverà. Proprio ieri sera ne ho scritta una, senti qua. Mi illumina d'immenso. Viene che ti... Ma che vuoi a dire che poesia? Ma non lo so, aspetta che domanda a Pierluigi. A Pierluigi Bersani. Ma che Bersani? Pierluigi Cappello, il sommo poeta, ignorante, tu sei un ignorante. Lucio, tu non scritto, tu letto, tu non dormito tutta la notte. Voglio dire. Ma allora, scusate, senza la fino su, di rive su che non duelli di noi, no? Facciamo lino a fare queste fieste al Margherita là. Che il Sidi di prima là, che il Coccion, che il Spinosa, no? Che il Spinosa di prima. Aveva fatto le sale di ballo da scandinare, di riva io si leva io. Ma che sala da ballo sei zitto? Quella era tutta propaganda. È una sala vuota, senza tende, senza riscaldamento e senza reni. Vuota, vacante, voglio. Ti aspettai se metti la questa allora. Non O può dare sfalire le mostrute di quadri, no? Dopo Bagri, tanto comprimenti i quadri. Sono i quadri si togli. E dopo, non sono più i bes, perché i vigili non fanno più i muti, e l'IMU è diventato mini. E dopo, con tutti i bes che chiude la morete, nomo assessore alla cultura. Ma non è bello. Prendi Panolino da. Panolino. Panolino già messo, Panolino! E tu Panolino sta attento perché tu con voglia di fumarmi le pensioni e le chiese! E dopo dammi le colpe a me che trippechi! Sta attento sei tu! Non preoccupa, Preoccupa! non preoccupa. Guardati!
Siamo arrivati! Ecco. Siamo arrivati! Ole Verza, eccoci qua finalmente! Ma scusate un momento, Sì, perché no? Ho finito i botti e guine, ma sareste un po' questi ballerini! Oddio, no, non sono proprio i ballerini, però se chi per scura è un sottotenente per un paio di grilli, va bene? Hai visto che bello stanza, che bello locale, bello bar, con buona vodka! Buona vodka! Certo che qui c'è buona vodka, però ai nostri ospiti consiglieremmo il cocktail della casa, che si chiama un temes, par furlan, un pon de miez, un pon di Valium e miez di Gutalax. Ja pecca e pare aiuto di un plat. Sei bomma. A massaggiare, dico. Lucio! Va bene, ti bevi così, ma di mangiare Isa. Di mangiare è venuta dal cubo, siamo andati a correre prima. Allora, come antipasto vengono quei di salate de base, con salse bianche di strachin. Di primo vengono brutti magri e risi bianchi. Di secondo vengono pes a chilometro zero, peschiati in termine tutta ora tarzin qui a chilometro zero di senza voleto. Un contorno di tripole di reale scrizzati in tutti di là. E di bevi, aghe di che dal gabbiotto che alle tagliare Marinelli. Alle sono due tipi là di aghe, so sapessi. E che fricciante e che senza fricciature. Va bene così. È buono, è buono. Boh, ma io lo sai che il menù qua mi sono messo strani. A me, qui con menù di feste, mi sono messo un menù di ospedale. Anzi, di ricovero. Ah no. Certo che ho ti do ragione. E dopo un'altra roba, scusami, non sono tutti invitati, a par Ganzit, o fino a Menocchi. Ce la sono tutti gli altri. Sono arrivati i massiadori, c'è notizia che commedia qui. Ma no, Gabri, aspettiamo, arriveranno. Intanto che aspettiamo, vi recita una poesia. Anzi, no, vabbè, sentite, dai. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Boh, e io mi ordini che di prima, ma se vuole dire che chi anche chi, se vuole dire, non No, capisco. non lo so, aspetta che domanda più lui. Ecco, adesso voi restare con queste belle signorine che noi dobbiamo andare che arriva corriera per Ucraina. Non vuole che sia Tobin, Vieni Gallina! e mancano. Vieni corriera! Dois bidonio. Stai, ti con nou atris, no steta vetore, jembrai, comodajsi, vajta posaj westing che spieri se comodi spotronuti staju da pit. Ma c'è potronuti! Deve avere potronuti! E che l'aperitivo che abbiamo dato prima, se aveva di vidinine, da tette, Sì, e dopo che il chi non mi sono me, il colle verde. non c'è Io mi avvisavo in nevole di Farente. Ma claro che non ti sai me, Calvin fa, du non vi odis tu, ma non vi è ambiente. Plen di luz, tutti con fuas, l'aria climatizzata, cale tu, caos, tares, miorca ti seguestre. Vieni sulla vetta della torre antica, passero solitario. Bonde come sposi, che devo fare? Bonde, sei tu come? Allora che non quadra, chissà tu. E fusi come il Ma mondo. lascia sta che squisis, che non sono neanche tu. Chi ha voi di Freanus? È vero? E come vanno di Zovis, non stanno rotamando. Sì. Ha tutto un complotto. Sì. Di quel pote là, che diceva di essere comunista. E dopo è diventato amico di Berlusconi. Che là? E dopo amico di Alfano. Sì. E come alle capo del governo. Sì. Quel pote di Renzi lei. Tu hai proprio ragione, che io vuoi dire, se erano sempre sta ricovero e rotamano, io o voi via. Gallina, non ringraziamo me, io o voi via di chi? Stiamo Io voi fermi, via. stiamo qua. No, io di la via di chi? Ma stai chi io? Cosa facciamo? Dove andiamo? A teatro Giovanni da Udine. Ma che Giovanni da Udine, ma che teatro? Qua vogliono fregarci. E allora occupiamo l'ambiente. Che aperto E bocca! se questi tre che sbadarini so c'è che sono qua, e se non us liberi o fasi saltare l'ambiente. Esatto! Oddio, certo, che cazzo, tra la vecchiaia e il rimbambimento poetico e sono stralodiato col sentimento. Vai a acclamare qualche autorità, No, qualche saltato don, tutto, e il saltato sindaco, tutto. la Giusi. Attendi il risone! Lei sa il vecchio, ma tu vecchio che tu sai, quel che tu conosci bene, che tu sai che sono, ma vanno da un mangalo, vente, va, Sì, che lo capo io voglio, penso. ma se vado a sorellia, va, la sorella vuole.
non voglio voi, vedete, sortiamo Io poi via. Alessio Orsini e la signorina Giudica. Che succede? E un voi di Franu, con la scusa di un veglione di carnaval e un voi di Serrano sta a ricovero. Ricovero che... Tra Messico! E lei un lavoro così sul mercato, sulla place, io ora di là in pensione un po'. Ma Pensione. va tu in pensione, un po' di Cindy. Non lo legni in forse. Sono legno ca al vale mengo dot. A catafasio! Ma c'è molto, ovesca che sbiali signorini, schia, paus compagnia. Potresti fare forse tu un di karaoke, un po' di karaoke. Che senso? Prova? Come bello far l'amore da Trieste. Signor Sindic, scallassi piardi, che cai un ben altri srobi spacchiati. Bisogna che ha un'altra soluzione. Ma allora, sapete che cosa devi fare? Quest'autunno, un sportivo in Germania a Underforing e fiesta di birre, cioè di birre a spine. Sei già contento? No, e poi no! Io non sono contento, io ho bisogno di chi? Perché tu sei stato d'accordo su svodi rotamanus, no? Non ti devi fare sul sindaco, che non ti svodi parlano via! Ma via tu di chi? Ma via tu! Signorina Giusi, per blasè che venia biodica, che arrivi, neanche il sindaco è arrivato a Carnaio. A proposito, c'è più di spicche, No, e comprate compite, anche gli scarti, sì. Ma vi ho detto c'è biele gioventù. Ma Dio, c'è biele giovani. Ma paziente. Ci disagio ai tempi dal vecchio pan. Se gli entrava qualche don che mi piaceva. E non gli serve mica cenzonia, però, non sai, ci disagio, potresti fare un bel corso di Zumba, Zumba. Lo dice noi, E allora, bravo, potresti là a Porto Rose, al casino. Io ho conosciuto, mi fai entrare gratis, dai, non mio padre, ma Dio, ma Scusi, potremmo dar retta a questa bella signorina? Vedete che carina signorina? Le posso recitare una poesia? La donzelletta viene dalla campagna. bellissime, Bravo, proprio Ma bravo. sei bravo! E a voi di Franu, Sanchie! No, Conte! Tiri fuori Candelos, Bagri, Bigra, Bigri! Ma chi? Tira La fuori bomba! Candelos. Dai, di Dai, mente, fu! dai! C'è botte! Dall'altra sorellia, va? Poi dall'altra sorellia voi! Beh, se non sapete anche voi altri dove che le là, se di là di cao di là, secondo me essere sori a Tarcent finalmente anche di cambiare. Buona ignota a tutti!